celebriamo da una parte 67 anni di storia e di tradizione di un territorio e di una cultura contadina che è significativa in questo territorio. Celebriamo il principe delle tavole che in quei giorni sarà il protagonista, che è appunto il legume, il pisello, il cosiddetto biso di Colognola ai Colli, un pisello verdone che ovviamente ha raggiunto la qualità e l'apprezzamento, ma che è frutto di un gran lavoro dei coltivatori e i produttori, che sono appunto le associazioni dei bisicoltori, unitamente alla Proloco e all'amministrazione comunale, che non vuole mancare neppure quest'anno nel supporto attivo per consentire a tanti cittadini veronesi e veneti di poter andare a apprezzare e degustare non solo la bontà e l'eccellenza dei prodotti, dei piatti che verranno elaborati e proposti, ma anche uniti al vino soave, vino tipico di quelle zone del Colognola e appunto di Soave, di un'intera vallata, che ha raggiunto la grande qualità e l'apprezzamento ovviamente dei consumatori. E dall'altra un esercito di volontari che dimostrano il senso di comunità in un territorio che davvero si stringe tutto insieme per creare quelle condizioni e consentire a famiglie, giovani, bambini di poter recarsi a Colognola ai Colli, ricordando anche che ci sono elementi sportivi quali la passeggiata per ammirare il paesaggio e una gara ciclistica non competitiva, ma anche quella per unire lo sport alla gastronomia e anche alla bellezza del territorio. Questo evento, questa manifestazione, questa sagra, che è arrivata alla 67esima edizione, rappresenta per la nostra comunità un tessuto importante, in quanto diciamo che il protagonista è il biso di Colognola, il verdone nano, di cui in questi anni abbiamo avuto una crescita importante grazie all'Associazione Bisicoltori e alla Proloco e alle amministrazioni comunali che si sono succedute nei tempi, che hanno fatto proprio crescere con dei numeri importanti questa sagra. È una festa per la nostra comunità, perché si riuniscono le famiglie, le persone, la sagra è un momento di incontro, è un momento anche il momento della sgranatura e della raccolta dei piselli. La Sagra dei Bisi ormai è un marchio che sicuramente tantissimi conoscono anche fuori provincia di Verona, e 67esima edizione, quindi ciò significa che il marchio va già da sé, è l'occasione per promuovere questa, proprio a livello temporale, la nostra occasione per promuovere il territorio, le sue ville, i suoi sentieri, e quindi direi che aver anche organizzato delle iniziative che portano visitatori nei nostri luoghi di interesse più importanti è sicuramente da cogliere, e abbiamo deciso insieme alla Proloco di portare avanti questa iniziativa, che sempre riscuote grandissimo successo. È un prodotto, appunto, come ha detto lei, di eccellenza, che viene coltivato soprattutto nelle parti collinari del paese, dove si trova queste colline, che sono colline vulcaniche e che donano al prodotto una particolare sapidità che lo rende dolce e lo rende molto buono anche al palato. Fin da decenni e decenni fa era coltivato in queste colline perché, essendo che il microclima è un po' diverso rispetto alla pianura, il biso viene anche in un periodo, diciamo così, come primizia. Quest'anno, visto anche il clima fresco che c'è e che si sta perpetrando in questo momento, la produzione è ottima, un'ottima produzione, il prodotto è sempre tenero, fresco e dolce, quindi se si mantiene ancora per un po' nel mese di maggio questo clima un po' freschino, non troppo caldo, sicuramente la produzione sarà eccellente. L'importanza di tutto il mondo del volontariato, che garantisce la perfetta organizzazione della sagra. Allora è un'importanza fondamentale, perché nella nostra festa ci sono oltre 150 volontari che si adoperano per questo evento, dalla sgranatura che abbiamo già cominciato alla somministrazione dei piatti in sagra. Perfetto. Un ringraziamento va a tutto loro.